Buona giornata, bentrovati, eccoci al nostro appuntamento qui in studio, venetoglobe.com, la nostra web tv, ci attendono naturalmente le principali notizie dedicate al mondo sportivo, soprattutto a livello regionale, ma l'apertura la facciamo a livello nazionale, sempre e naturalmente su www.venetoglobe.com. E allora quali sono le principali notizie di oggi? Si comincia a parlare nuovamente di Milano Cortina 2026, è una partita a 4 perché il CIO non escluderà nessuna delle candidate. Servono comunque garanzie precise, è stato detto, dalle regioni. E oggi intanto a Venezia c'è stato il primo vertice Lombardo-Veneto. Passiamo alla nazionale femminile di volley che Mazzanti ha portato in Giappone. Si continua naturalmente a stupire e a sorprendere con un mondiale che ha visto delle ottime prove naturalmente, con un sestetto che è rimpolpato da 3 giocatrici dell'Imoco Volley Conegliano, sono danesi, Cresciuta come non mai, De Gennaro e Silla, che conosceremo appunto per quanto riguarda Conegliano nelle prossime settimane al ritorno dal Giappone. Lasciamo il volley e passiamo alla Serie A per quanto concerne il prossimo weekend. È tutto pronto per ripartire con una giornata che dovrà provare a delineare nuove linee, se ci saranno naturalmente, per vedere se ancora una volta la Juventus ha deciso o deciderà di ammazzare il campionato, se il Napoli potrà combattere per cercare di vincerlo questo benedetto campionato. E intanto ieri sera è tornato, a proposito del Napoli, è tornata la Champions con il Napoli vittorioso all'ultimo minuto con un gol splendido di Insigne. Anche l'Inter con i gol di Nainggolan e di Icardi ha firmato un bel colpo ad Eindhoven per 2-1 contro l'Eintracht. I nerazzurri sono a punteggio pieno proprio con il Barcellona. La qualificazione adesso sembra molto più vicina per gli uomini di Spalletti. Tocca all'Europa League questa sera con il Milan che giocherà a San Siro contro l'Olimpicos in prima serata e poi la Lazio a Francoforte contro l'Eintracht, cui avevo sbagliato in precedenza, quindi l'Eintracht gioca questa sera contro la Lazio. Andiamo a vedere i risultati del calcio che più da vicino ci interessa. Domenica ritornano un po' tutti dalla Serie D all'eccellenza e alla promozione. È proprio questo campionato di eccellenza che ci riserva alcuni scoop, alcune particolarità quest'oggi. E allora cominciamo da quello che i vari quotidiani, i 2 quotidiani trevigiani hanno titolato quest'oggi, cioè il Gazzettino dice dimissioni del presidente del Calcio Treviso, la Tribuna di Treviso parla di modalità non perfette nel tesseramento di alcuni giocatori e da qui le dimissioni di Visentini. È stata comunque una domenica, quella scorsa, conglobata dalla sconfitta in casa a Ponzano contro il Calvinoale per 3-2, una giornata che avevamo capito che era stata pesante, ci turbava un po' e ci sorprendeva un po' che la crisi potesse arrivare già, una crisi societaria, una crisi di scontro tra presidente, direttore sportivo e allenatore potesse accadere alla prima sconfitta. Ci sembrava un po' troppo grande, un po' troppo esagerato tutto questo. Deve essere successo qualcosa in casa Treviso, ma noi andiamo a risentire quello che ci aveva detto il tecnico Cristiano Graziano in merito a questa sconfitta e a quello che si erano detti poi in quell'incontro a 6 occhi, l'ha definito lui, con il presidente, con il DS Seno. Sentiamo. Trovare una spiegazione non è facile, nel senso che è appena finita la partita, adesso abbiamo avuto un confronto a 6 occhi col presidente e col direttore e cercheremo di capire un po' quello che sta succedendo alla squadra e quali sono magari i correttivi per cercare di sfruttare al meglio le caratteristiche dei giocatori. Questa lunga riunione di un'oretta, cosa è scaturito al termine di questo vertice? Niente, ci si domanda i perché, chiaramente il presidente la vede coi suoi occhi, il direttore e io chiaramente vedendola dal campo abbiamo visto delle cose. Il confronto è un confronto costruttivo per capire
cosa è meglio e ci si domanda come poter migliorare, cosa stiamo sbagliando. Ecco, questa è la domanda di Cristiano Graziano, cosa stiamo sbagliando? Lui si è messo anche in prima linea, dice se al Presidente non piace come la squadra gioca, beh la colpa è mia, insomma, e quindi devo pagare io. Tanto è vero che dimissioni del Presidente Visentin, staremo a vedere se ci saranno dei comunicati da parte della società che all'ora di questa mattina ancora non dava nessuna notizia di queste dimissioni del Presidente. Vedremo come si snoderà in seguito nelle prossime ore questa questione. Ancora una volta però il Calcio Treviso ritorna nella bufera, non c'è mai un momento di calma per questa squadra e per questa società. Vedremo, insomma, seguiremo con attenzione, rischia anche comunque il tecnico e staremo ad ascoltare e a sentire. Chi ha rischiato domenica è stato il tecnico Baldi del Nervesa della Battaglia. Sul campo del Nervesa al Gipoviani c'era stata la partita, tra l'altro anche ripresa dalle nostre telecamere, Nervesa Real Martellago. Ad un certo punto, quasi a fine gara, il tecnico era stato espulso dall'arbitro e noi l'avevamo intervistato, dice vabbè sono scontri normali che si hanno, qualche cosina deve aver detto Baldi al direttore di gara o al guardialine, perché è stato squalificato fino al prossimo 29 ottobre. Questo per quanto riguardava il calcio. Parliamo di calcio ancora con il Trofeo Veneto, che ha visto alcuni risultati. San Vendemiano batte Union Gaia 2-1, Refrontolo batte Castion 3-1, a Romano De Zelino Vidor batte Virtus Romano 3-1 e a Fossalunga Fontane batte Fossalunga 2-1. Ufficializzati anche gli abbinamenti per gli ottavi della Coppa Italia Eccellenza e Promozione. Per l'Eccellenza si giocherà il 10 ottobre Vittorio Veneto contro Union San Giorgio Sedico alle 20:30, Porto Mansuet Treviso alle 15:30, Nervesa Luparense sempre alle 15:30, Calvinoale Mestre, ma qui c'è ancora da decidere se inverteranno il campo oppure no, quindi Mestre Calvinoale o Calvinoale Mestre, come vi dicevo alle 15:30, e se cambia, se si inverte si giocherà a Mestre o nel campo appunto del Mestre, l'orario sarà alle 20:30, Tombolo Montecchio alle 20:30. In promozione due derby che spiccano tra le Venete, Godigese Campigo e Opitergina Conegliano. 4 turni di campionato, dilettanti, e già fioccano i primi tecnici. Vedete nella foto della nostra regia Settimio Stallone del Tarzo Ravine Lago, che era ritornato sulla panchina della società, ha deciso di lasciare adesso la panchina per problemi, ha detto, personali. Nei prossimi giorni arriverà il sostituto. Salta anche un'altra panchina, quella di Fontanelle, dove Soldan lascia a Massimo Colombo. Parliamo di basket con la TVB Treviso Basket, che è pronta dopo la Supercoppa ad iniziare il campionato di Serie A2. Vi ricordo, prima gara in casa al Palaverde domenica contro Ferrara. In bocca al lupo. In bocca al lupo anche al Ponzano Basket di Serie A2 femminile, perché ieri sera c'è stata la presentazione della squadra, della società, dopo la splendida vittoria in trasferta a Milano per 52-49. Presentazione al Relais Tulà di Ponzano. Sentiamo il coach Maurizio Sottana, fautore lo scorso anno della fantastica cavalcata e promozione in A2. Sentiamolo. Coach, è arrivato il momento della presentazione qui a Ponzano, è arrivato il momento della vostra prima vittoria in trasferta, è arrivato il momento dell'esordio in casa. Beh, un bel momento. Sì, posso dire che stiamo andando bene, perché le ragazze sono entusiaste, le cose si stanno facendo nel migliore dei modi e speriamo che si continui così. Un campionato, ne parlavo anche con la capitana, un campionato che hanno già capito essere diverso. Chiaramente è uno scalino più alto dell'anno scorso, uno scalino tosto. Il discorso non è di illuderci perché abbiamo vinto la prima, perché ce ne sono tante altre da vedere prima. Tu sei un vecchio, tra virgolette, volpone della categoria e anche soprattutto del femminile. Dove ci sarà da lavorare per mantenere l'attenzione sempre costante? Beh, le ragazze stanno già lavorando bene, abbiamo un bel gruppo di ragazze che vogliono fare e questo è già il 60% della cosa.
Poi se continuiamo col nostro programma che ho cominciato 2 anni fa con le più giovani e stiamo andando bene, portando avanti il programma penso che le difficoltà saranno minori. Direi che la soddisfazione di vedere Ponzano Treviso insomma in A2 è ancora grande, no? Sì, per me è grande perché il tentativo l'avevo già fatto 8-9 anni fa e spero che questa volta almeno continui un po' di più. In bocca al lupo per tutto, naturalmente abbiamo l'esordio casalingo, la capitana diceva è una squadra anche questa da prendere con le molle. Crema è una squadra organizzata meglio di quella che abbiamo trovato. Però abbiamo il fattore che giochiamo in casa, dunque speriamo che ci sia il pubblico e la gente che ci vuol bene, che è un gran sostegno anche quello. E Veneto Globe seguirà attentamente il campionato della formazione appunto del Ponzano in Serie A2, lo seguirà durante l'anno appunto con interviste e con dirette. Per quanto riguarda invece un altro campionato che seguiremo sarà quello di Serie B, questa volta per i maschietti, della Ruker Sanve che è pronta ad iniziare anch'essa il proprio campionato, lo fa in trasferta a Lecco, mentre la prima in casa sarà fissata per il 13 ottobre contro l'Urania Milano. Lasciamo il basket e passiamo al rugby. Benetton sconfitto ad Edimburgo per 31-30, ma questa è ormai storia passata, storia di una settimana fa, ora preparazione per la gara a Monigo, sì, sabato sera alle 20 si giocherà e allora sentiamo come inquadra la gara un rientrante, lo ha fatto già sabato scorso, Nacho Brex, ritornato appunto nel gruppo dopo un lungo infortunio alla spalla. Sentiamolo. Sì, arriviamo adesso da una sconfitta a Edimburgo, non è stata una partita facile, sappiamo che loro era una squadra forte che piaceva giocare tanto con la palla e penso che anche lì nell'analisi che abbiamo fatto noi qua all'interno dobbiamo puntare più sui dettagli, essere più precisi su tutte le cose che facciamo in ogni ruolo. Ovviamente abbiamo visto che abbiamo lasciato tanto la palla loro, quindi hanno riuscito a giocare tanto, a fare il loro gioco e quello ci ha messo un po' in difficoltà. Dopo ovviamente nel secondo tempo, dopo aver parlato con gli allenatori, abbiamo messo un po' a posto tutte le robe e non ce l'abbiamo fatta, però quasi abbiamo migliorato quello che hanno detto gli allenatori, quindi contenti per quella fine di partita. Un soffio, perché un punto nonostante tutto c'eravate, perché avete ribaltato, come dicevi te, la partita. Sì, no, ovviamente, pure perché noi adesso vogliamo ovviamente sempre portare a casa i 5 punti, sempre che sia possibile, pensiamo che questa era una bella opportunità per portare i 5 punti e sì, è stato alla fine un sapore un po' amaro perdere da un punto. Allora parliamo di te, intanto come stai? Rientri, sei rientrato, 40 minuti, direi bene, no? Sì, bene, sono contento, dopo un bel po' di mesi sono tornato, ho fatto un intervento a giugno alla spalla, settimana scorsa ho fatto i miei primi 40 minuti, però veramente mi sono sentito bene, comodo con la squadra, mi sto allenando da 2 mesi con loro, quindi ero già, si può dire, in contatto con i giocatori e mi hanno fatto sentire bene. L'altro anno è stata una stagione un po' particolare perché bene fino ad un certo punto, poi la seconda parte non l'hai più giocata, non ti abbiamo più visto. Sì, veramente per fortuna la prima parte l'ho giocata abbastanza, la seconda ho iniziato ad avere un po' di infortuni alla spalla, al polso, diversi robe, ho giocato veramente poco, quindi quest'anno vediamo di far meglio e cercare di rimanere tutta la stagione in piedi. A cominciare da sabato prossimo, perché finalmente ritornate al Monigo dopo 3 trasferte. Che partita sarà? Perché è tra l'altro un avversario che ritrovi come l'anno scorso rientrando da un infortunio. Sì, l'anno scorso mi è successo uguale. Sappiamo che loro sono una squadra che piace tanto giocare, giocano tanto e anche di palle recuperate, sono bravi, sono molto veloci, quindi dobbiamo stare attenti a questa parte offensiva di loro, tenere noi il possesso e stare pronti sempre a difendere. E ovviamente, come hai detto tu, dopo tanto tempo torniamo a Monigo, siamo molto contenti, molto felici perché ovviamente l'ambiente dentro lo stadio a casa è sempre molto bello, quindi ci mancava un po'. Facciamo un invito? Sì, ovviamente vi aspettiamo a tutti allo stadio, saremo là a lasciare tutto in campo, quindi vi aspettiamo a Monigo.
Bene, questo è l'invito per Monigo, sabato sera, ore 20, per questa gran bella partita, ritorna in casa appunto il Benetton, quindi sostenetelo. Bene, noi ci saremo. Andiamo a chiudere, termina qui il nostro appuntamento con venetoglobe.com, dalla web tv, Mirko Villanova in studio, Vincenzo Russo in cabina di regia, abbiamo concluso, a domani.